rivestita di marmo e alla lanterna. Adesso non abbiamo il sole giusto, ma voi che siete là vedete la sfilata di tutti i marmi delle porte, che è una roba strepitosa. Entrando, la statua centrale che è sospesa con un filo. Avendo la luce negli occhi, il tema della luce torna continuamente nel passo, che è la verità, non si vede il filo, si vede la statua che vola. Ma che significato ha? Questa era la stanza più preziosa, guardate il pavimento. Ci si accedeva solo dal fatto che bisognava vederla da qua. Allora, vi ho detto che i Grimani avevano una mania delle statue antiche. La Fiori, quando erano anche nei musei archeologici, pensieri ai musei vaticani, percorriamo chilometri in mezzo, non a originali, ma a copie. Noi camminiamo in mezzo a copie. Gli originali greci sono rarissimi e sono andati quasi tutti per tutti. Benfiori, i Grimani avevano gli originali greci, i famosi curoi, le corai in marmo pentelico, erano qua nelle nicchie, ovunque questi marmi greci. Quindi qua il visitatore, l'amico, era nel cuore della bellezza, la bellezza greca, la bellezza classica. Questo però è un falso, perché è una copia del primo secolo, una copia romana di un originale greco andato perduto. Come mai Giovanni accettava un falso romano in mezzo agli originali greci preziosissimi? Perché aveva un altissimo valore simbolico. Allora, vedete che c'è un giovinetto nudo e un'aquila che lo ha ghermito, ma guardate bene quell'aquila, vi sembra avere intenzione di dilaniarlo a peccate? Non mi sembra un po' affettuosa quell'aquila. Tenetevi forte perché stiamo entrando nell'ambiguità sessuale. Pronti per il volo? Si parte. Allora, quell'aquila è Zeus. Zeus, il re degli dei, era bisessuale. Andava a femmine. Questa volta si è innamorato di un giovinetto bellissimo, il pastorello. Il nome lo sapete, è Ganimede. Lo vede, ma deve fare la franca con la moglie. Era un nome per i latini che è gelosissima. Allora che pensata a Zeus? Si trasforma in un'aquila. Si trasforma in un'aquila, cala dall'Olimpo, ghermisce Ganimede e lo porta verso la puntata di Ganimede. Protesta. Oh, cosa fate? La porti via il fiore? E Zeus gli butta giù due cavalli. E allora il padre, se giù due cavalli, sta bene, portate via il fiore. Siete due cavalli. Era come il Ferrari, ragazzi. E lo porta su. State attenti perché portato nell'Olimpo deve giustificare la sua presenza agli occhi della moglie di questo qua. Nudo, tirava sempre il nudo, tra l'altro, no? Allora adesso lo tenete forte, ma proprio forte, perché per sto dire per una roba esplosiva gli fa una cosa che voi non va più nuovo, gli fa un contratto a tempo indeterminato. Avete capito? Lo nomina coppiere degli dei. È per questo che voi vedete sempre Ganimede, un giovane nudo con una coppa in mano, e qui le collegano appena ti lo vedi, diciamo ma prosecco, ma non è prosecco, le nettere e ambrosia, e quindi rimane. Ma dentro la cultura simbolica, perché abbiamo detto tutto è simbolico, come mai Giovanni voleva che si vedesse questa statua in mezzo alle statue umane? Perché è lui. Allora lui entrava, dovete immaginare la luce, i suoi amici che hanno lo stesso livello culturale, non entravano qua dentro, e lui diceva eccomi amici, eccomi là, la mia anima rapita dal divino, perché nella filosofia neoplatonica che aveva in cuore nell'università di Padova, Ganimede rapito da Zeus è l'anima rapita dal divino e che vola verso la luce della verità. Oh, non l'avevano mai fatto dal dinamico. Hai detto, vieni in camera da te.